Finisce senza reti l'incontro tra Alcamo e Geraci, una partita che ha regalato emozioni a tutte e due le tifoserie, dato che a seguito del Geraci c'erano un centinaio di sostenitori. Sin dalle prime battute si capisce che gli ospiti sono venuti a vendere cara la pelle e lo si intuisce subito, dato che proprio nei primissimi minuti hanno avuto ben due limpide occasioni sotto porta, ma i padroni di casa non si sono lasciati intimorire, prendendo le misure agli avversari, non lasciando più spazi e gestendo la partita fino alla fine. Ma passiamo alla cronaca. Al secondo minuto, primo grosso pericolo per l'Alcamo, passaggio filtrante in aria, Corso si trova tutto solo davanti a Ippolito, ma il suo tiro viene intercettato da un difensore. Appena un minuto dopo è ancora il Geraci a provarci, cross dalla tre quarti di serio, il primo ad arrivare sulla palla è Corso, che beffa Ippolito ma Calaiò salva sulla linea di porta. Al sedicesimo Galeotto si invola tutto solo verso la porta avversaria, ma al momento del tiro si lascia ipnotizzare dal portiere avversario e sbaglia la conclusione. Complice la pioggia, la partita è iniziata a grandi ritmi, rallenta un po' e si avvia così alla fine del primo tempo. Nella ripresa l'Alcamo rientra in campo con una marcia in più tentando di chiudere la partita. Al sesto minuto cross basso dalla destra, arriva di gran corsa speciale che batte sicuro in porta, ma ad opporsi questa volta c'è il palo. L'Alcamo continua ad insistere, ma il Geraci si difende bene e non lascia spazi agli attaccanti locali. 0-0 alla fine dei 90 minuti, un risultato che tutto sommato soddisfa entrambi le squadre.